Cosa significa trattenere le proprie risorse? È un diritto sancito da una legge internazionale, che è i Patti per i diritti e civili politici dei popoli, firmato nel 1966 da 147 stati, che l'Italia ha firmato e successivamente 11 anni dopo ratificato con la legge 881 del 1977. E tutti i popoli che si avvalgono di questa legge possono trattenere le proprie risorse. Esattamente sì. Cosa sono le proprie risorse? La propria vita, prima di tutto, i propri soldi, la propria casa, i propri guadagni, i propri terreni, le risorse anche del popolo, quindi le risorse di un territorio sono proprie. Facendo riferimento alla 212 che ha liberato i territori veneti dallo Stato italiano, i territori liberati sono risorse del popolo veneto che possono essere usate dal popolo veneto, non dall'Italia. È vero che si parla di popolo, quindi c'è una pluralità, ma ogni singolo che fa parte del popolo è tutelato. Certo, si può autodeterminare come singolo sotto un soggetto giuridico internazionale che si avvale dell'autodeterminazione, così come sancito dall'articolo 96.3 della Convenzione di Ginevra, primo protocollo. Se io sono una persona da sola, quindi non appartengo ad un popolo, mi posso autodeterminare come singolo, senza appartenere per forza ad un popolo? La legge 881 o Patto per i diritti civili e politici dei popoli è molto chiara. L'articolo 1,1 dice: tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione. Se sei da solo e ti autodetermini senza nessun popolo, non la puoi applicare. E visto e considerato che le leggi internazionali vanno applicate così come sono scritte e non possono essere interpretate così come le leggi italiane, tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione. Da solo non sei un popolo.